Salve a tutti e benvenuti nel mio canale Il Calcio a Padova. Lo scopo di questo progetto è quello di raccontare passo per passo, stagione per stagione, la storia della principale squadra di calcio della città di Padova, il Calcio Padova 1910. Ci tengo a precisare che tutte le immagini utilizzate per questi documentari sono create con intelligenza artificiale, pertanto non rappresenteranno esattamente le persone ed i luoghi che vi racconteremo. «28 luglio 1914. L'Europa sta vivendo uno dei giorni più importanti e decisivi della propria storia. L'Austria-Ungheria, ad un mese dall'assassinio di Francesco Ferdinando e a distanza di soli 5 giorni dall'ultimatum alla Serbia, dichiara guerra a quest'ultima. In Italia, come nel resto dei paesi d'Europa, tutti sono col fiato sospeso. A Padova, come nel resto dello stivale, il clima è teso, tesissimo. Nei bar e nei vicoli della città del Santo, nonostante il momento delicato, ci si sforza a distrarsi, strappando qualche sorriso e celebrando il recente successo della squadra. Il Calcio Padova, infatti, è fresco del titolo veneto-emiliano di promozione e dopo 4 anni dalla sua nascita può finalmente pianificare il suo primo campionato di massima serie italiana, la prima categoria. Nonostante la situazione geopolitica europea si faccia sempre più caotica, il Regno d'Italia, per il momento, decide di proclamare la propria neutralità, estraniandosi dal conflitto. Per ora, nei campi di calcio italiani si può continuare a giocare. Nel 1914 l'incarico alla presidenza del Calcio Padova passò da Valenzini all'ingegnere ed imprenditore padavino Eugenio Vianello, padovano di nascita, classe 1871, per la precisione 18 settembre, egli venne ricordato per essere stato il presidente del Calcio Padova nel periodo della Grande Guerra. Eugenio era una persona di poche parole e con una mentalità di successo. Io non ricevo nessuno, tranne che per ragioni di calcio. Una sua nota particolare era quella di aver affisso alla porta di casa un cartello con scritto appunto «Non ricevo nessuno tranne che per ragioni di calcio». Con Eugenio, infatti, bisognava parlare solo e soltanto di una cosa, di calcio. Egli fu sostenuto da 2 fedeli collaboratori, i signori Astolfi e Zanetti. Oltre all'attività sportiva col Padova, egli fu ricordato anche per essere stato presidente di un'azienda del gas negli anni 40, dimostrando pure un grande impegno nel settore sociale ed industriale della città. Il Calcio Padova era una società ambiziosa e l'obiettivo primario del club per la stagione 14-15 era il mantenimento della prima categoria, la massima serie italiana. La società si preparava a conoscere più dettagliatamente il campionato nella quale avrebbe partecipato, la massima serie italiana, la prima categoria, ma la situazione calcistica, così come quella politica, era davvero instabile. La federazione, sempre più condizionata dalle piccole società, come nella stagione precedente, decise di ripescare nuovamente le retrocesse, continuando a creare scompigli e tanta confusione. Tramite l'Assemblea federale del 2 agosto del 1914 fu concesso un nuovo format con minor spazio alle eliminatorie locali e con un maggior focus per gli scontri a livello nazionale. Questa riforma però non risolse tuttavia i problemi, anzi li aggravò, perché la fase regionale si presentava con tante gare squilibrate, atte solo a procurare infortuni a diversi giocatori,
tra i quali alcuni ingaggiati dalle grandi società con l'esborso di migliaia di lire. La riunione, tenutasi la stessa domenica della dichiarazione di guerra della Germania alla Russia, si svolse all'ombra delle ben più rilevanti notizie di politica internazionale ed ancor prima di iniziare, il completamento della stagione calcistica era davvero in forte dubbio. L'Italia, con le pessime notizie che giungevano dal resto d'Europa, decise di muoversi sempre di più e la mobilitazione preventiva dell'esercito, decisa dal re d'Italia Vittorio Emanuele III, mise in seria difficoltà i numerosi club, già penalizzati tra l'altro dalla partenza della classe 1894 per la leva obbligatoria, avvenuta tra il settembre e l'ottobre del 1914. Come accennato, si decise di cambiare nuovamente il format per la prima categoria in questa stagione. Il torneo settentrionale era strutturato in 6 gironi locali, gestiti dai diversi comitati regionali e composti da 6 squadre ciascuno. Alla fase nazionale accedevano le prime 2 classificate oltre alle 4 migliori terze. Tutti i club del nord, dal 4° posto in poi, e le restanti terze classificate sarebbero dovuti retrocedere per via della riforma in programma nella stagione 15-16, allorquando la prima categoria dell'Italia settentrionale sarebbe stata suddivisa in 2 tornei, una categoria A ed una categoria B, ciascuna di 18 squadre. La fase nazionale di questo campionato di prima categoria si articolava su gironi di semifinale di 4 squadre ciascuno, le cui vincitrici accedevano al girone finale per l'assegnazione del titolo settentrionale. Il campione del Nord si sarebbe conteso il titolo nazionale con una finalissima contro la squadra vincitrice del torneo centro-meridionale. Il Padova fu inserito nella sezione veneta del campionato di prima categoria, il girone F, gestito dal Comitato regionale Veneto-Emiliano. Le 6 squadre che lo componevano erano i rivali cittadini del Petrarca, l'Hellas, che pochi anni più tardi sarebbe diventato Hellas Verona, ma chiameremo così per correttezza, il Vicenza, il Venezia, l'Udine ed ovviamente il Padova. Si prospettava quindi un campionato piuttosto difficile per i biancoscudati, che dovevano affrontare delle formazioni con molta tradizione, che ambivano a raggiungere le finali nazionali. Il girone prevedeva 10 giornate tra andata e ritorno, 5 e 5. L'obiettivo prefissato dalla società padovana era quello di provare a raggiungere i primi 3 posti del girone, perché, come accennato precedentemente, la nuova riforma proposta nell'Assemblea del 2 agosto 1914 prevedeva che le ultime 3 classificate sarebbero poi state retrocesse. Il campionato sarebbe iniziato il 4 ottobre. La rosa del calcio Padova prevista per il campionato del 1914-1915 era già ben strutturata, con i propri pilastri protagonisti della cavalcata della stagione precedente. L'ossatura della squadra, infatti, era praticamente la stessa che portò i biancoscudati alla vittoria del campionato di promozione solo qualche mese prima. Ritroviamo, infatti, Silvio Appiani, Domenico Marchetti, Alessandro Monti, Tito Pedrina, Mario Pedrina, Giovanni Zambotto, Giacomo Ciro Turra, Milocco, Mario Malagoli, Marcello Caneva, Giuseppe Germani, Aglae Doria, Giuseppe Doria e Bruno Dallanora, tutti nomi che vi abbiamo citato già nei video precedenti. Il nome più importante da segnalare tra i nuovi arrivati per questa stagione fu sicuramente quello di Ernesto Peyer. Egli nacque in Svizzera nel 1891 ed è stato una figura importante per il calcio Padova di quel periodo.
giocò all'ombra del Santo dal 1914 al 1921, facendo pure l'allenatore per diversi anni. Un altro nuovo arrivato fu il padovano Gino Corazza. Nato a Padova nel 1893, giocò con il Padova una stagione in prima categoria, disputando in totale 10 partite. Altri volti nuovi da citare per questa stagione furono il difensore Marini e l'attaccante Gaspare Pasta. L'allenatore incaricato a guidare la squadra per questa stagione fu Mario Pedrina. La travagliata estate del 1914 scorre tra tensioni internazionali e politiche, ma l'esordio stagionale del 4 ottobre arriva in men che non si dica. Il 4 ottobre 1914 sarà una data storica per il club bianco-scudato. Infatti, questa data rappresenta l'esordio in massima serie del calcio Padova. La prima giornata di campionato prevedeva i seguenti match. L'esordio in massima serie del Padova era previsto al Giovan Battista Belzoni contro gli eterni rivali vicentini, Venezia Petrarca, Hellas Udine. La prima dei patavini era veramente complicata. Il Vicenza di Mister Fasolo puntava chiaramente alle finali nazionali. La partita inizia. La formazione berica non perde tempo e al 26esimo passa in vantaggio con Bertoli. Da qua in avanti la partita prende una direzione ben precisa, con i vicentini che riescono anche a raddoppiare al 35esimo con Galla. Il duplice fischio dell'arbitro Brivio di Verona viene anticipato pure dal 3-0 di Tonini al 41esimo, passivo veramente pesante per i biancoscudati. Le squadre vanno a riposo sul 3-0 per i berici. L'esordio padovano in massima serie sembra davvero amaro e il secondo tempo vede il Vicenza controllare la partita, con Appiani che però riuscirà a siglare il 3-1 finale al 70esimo, che renderà questa sconfitta leggermente più morbida. Nelle altre sfide di giornata, il Venezia umilia il Petrarca con un netto 5-0 e l'Hellas batte l'Udine per 2-0. 7 giorni dopo, l'11 ottobre, si ritorna in campo per la seconda giornata. Va in scena Padova contro Hellas. Le altre sfide in programma sono Udine-Venezia e Vicenza-Petrarca. I biancoscudati anche stavolta partono da sfavoriti, contro una formazione che puntava chiaramente alla vittoria del girone veneto come il Vicenza. Gli scaligeri, proprio come i berici, nella stagione precedente riuscirono entrambe a raggiungere le finali nazionali per la vittoria del campionato di prima categoria. L'Hellas era una squadra con tanta tradizione. L'arbitro veneziano Storer si guarda attorno e comunica che finalmente si può partire e fischia l'inizio. Per il biancoscudo si mette subito male. Dopo 10 minuti, il vantaggio dell'italo-brasiliano Porta rovina la partenza biancoscudata. Al 20esimo i veronesi infilano nuovamente la difesa patavina, insaccando nuovamente. Il 2-0 di Corsi verrà poi seguito pure dal terzo gol, sempre di Corsi, al 35esimo. La prima frazione di gara, così come contro il Vicenza, per i biancoscudati termina sotto di 3 reti. Questo campionato sembra non promettere nulla di buono ai biancoscudati e c'è urgente bisogno di cambiare marcia al più presto. Nel secondo tempo il Padova riparte con un piglio migliore ed il nostro Turra riesce a ridurre lo svantaggio al 50esimo. 3-1. Sarà purtroppo solamente illusorio, in quanto 5 minuti più tardi
ancora Porta trascinerà i suoi compagni. 4-1. Appiani però non ci sta e al 70° riaccende le speranze. Siamo sul 4-2. Il biancoscudo prova con tutte le proprie forze a segnare il terzo gol che riaprirebbe la partita, ma in contropiede i gialloblu, a 2 minuti dalla fine del match, chiuderanno definitivamente i giochi col 5-2 finale. Il Padova chiude le sue prime 2 partite con 0 punti e 8 gol subiti. Bisogna assolutamente cambiare registro. Nel frattempo, negli altri campi, Udine e Venezia si dividono la posta in gioco. 2-2. Il Vicenza invece umilia il Petrarca con un 6-0 tennistico. In questa stagione anche i nostri concittadini paiono essere davvero in seria difficoltà. Riusciranno a salvarsi? La stagione è ancora lunga. Domenica 18 ottobre è già ora di scendere in campo di nuovo. La terza giornata prevede la prima trasferta stagionale dei biancoscudati in terra friulana contro i bianconeri dell'Udine. Partita importantissima. Il trauma della stagione 12-13, quando gli udinesi sconfissero 5-0 i biancoscudati, era ancora vivo nelle teste di diversi giocatori, ma al tempo stesso la voglia di rivalsa era tantissima. Il Padova mette subito la quinta marcia. Un'autorete sorprendente di Zamengo apre le danze dopo 23 minuti. 1-0 Padova. Verso la fine del primo tempo, al 40° minuto, arriverà anche il 2-0 del nostro Appiani ed i patavini andranno quindi a bersi un tè caldo con 2 gol di vantaggio. Le squadre, dopo il quarto d'ora di riposo, rientrano in campo e l'andamento della partita non cambia. Il Padova è ispiratissimo e dopo solamente 60 secondi dall'avvio della seconda frazione, uno sfortunatissimo autogol di Michelotto porta il Padova sul 3-0. Siamo al 65° ed arriva il colpo del KO finale per l'Udine. Appiani infatti cala il poker. Debacle per i bianconeri. Daldan però non si è ancora arreso e 5 minuti dopo sigla l'1-4. La partita finirà 4-2 col gol di Montico all'80°. Per i padovani questa partita è storica, infatti è la prima vittoria in massima serie del calcio Padova. Allo stadio Trepini di Padova nel frattempo l'Hellas distrugge il Petrarca con un netto 5-1. Il Vicenza invece in casa ne rifila ben 6 al Venezia. Quindi dopo 3 giornate di campionato ecco la classifica. Vicenza ed Hellas entrambe con 6 punti. Venezia 3 punti. Padova 2 punti. Udine 1 e chiude il Petrarca a 0. La quarta giornata di campionato è prevista per il 25 ottobre. Il Padova è atteso in Laguna contro il Venezia. Nelle altre partite in programma risalta senza dubbio il big match Vicenza-Hellas. Il Petrarca giocherà in casa contro l'Udine. L'arbitro Storer fischia l'inizio. Il match pare davvero molto bloccato, ma Vecchina porta in vantaggio dopo 20 minuti i neroverdi. 1-0 Venezia. Il Padova finisce il primo tempo sotto di una rete. I biancoscudati rientrano in campo con un timbro diverso, infatti attaccano sin da subito e al 50° finalmente riesce a pareggiare. 1-1, gran gol di Appiani. I patavini prendono coraggio e cercano di portare a casa la seconda vittoria esterna, ma la partita non si schioda e il fischio finale dell'arbitro Storer decreterà la fine della partita 1-1, un punto a testa.
Dagli altri campi giunge notizia della prima vittoria stagionale per il Petrarca, che batte l'Udine in casa per 2-1. Nel big match di giornata, Vicenza batte Hellas per 3-2. Vittoria importantissima per i vicentini. Ottobre scorre molto velocemente e così siamo già a novembre. In giro per l'Europa la guerra continua e l'Italia, per il momento, si mantiene nella propria posizione di neutralità, ma nessuno sa quanto questo potrà durare. Nel frattempo, il campionato ed il calcio devono andare avanti. L'ultima di andata di questo campionato è prevista per il 1° novembre. Le partite in programma sono Udine-Vicenza, Venezia-Hellas ed il derby del Santo, Padova contro Petrarca. Come ogni derby, anche questo è sentitissimo, specialmente perché sarà il primo derby del Santo giocato in massima serie italiana. Il Petrarca è fresco della sua prima vittoria stagionale contro l'Udine. Il Padova, invece, aveva appena ottenuto 2 risultati utili consecutivi, contro l'Udine ed il Venezia. L'arbitro fischia l'inizio della gara. I biancoscudati sembrano da subito superiori ai propri rivali e Peyer, dopo 25 minuti, porta in vantaggio i suoi, 1-0. La prima frazione terminerà così. Nel secondo tempo la musica non cambia e Dappiani al 63esimo chiuderà i giochi. Finirà 2-0 per il Padova, che può finalmente festeggiare il suo primo derby cittadino ufficiale vinto contro il Petrarca. Per di più, vittoria che coincide con il primo derby del Santo mai disputato in massima serie prima d'ora. Nel frattempo, nel resto delle partite, a Udine i friulani si dimostrano in crisi e perdono contro il fortissimo Vicenza per 2-0. I veronesi invece passano a Venezia. Siamo giunti così a metà percorso del campionato e la classifica è questa. Vicenza 10 punti, Hellas 8 punti, Padova 5 punti, Venezia 4, Petrarca 2 punti e Udine chiude la classifica con solamente 1 punto. L'intero quadro iniziava finalmente a delinearsi e a questo punto della stagione pareva proprio che il Padova dovesse giocarsi il terzo posto contro il Venezia. L'8 novembre 1914 si gioca la prima giornata di ritorno ed il calendario è veramente tosto per i padovani che dovranno affrontare il Vicenza a Vicenza. Questa partita, purtroppo per i biancoscudati, rimarrà nella storia. Dopo solo 10 minuti di gioco, il Padova è già sotto 3-0, con la tripletta di Tonini. Sono tutti sotto shock, ma Zambotto non si arrende ancora e accorcia le distanze per il Padova al 20°. Ma purtroppo questa rete sarà totalmente ingannevole. L'altro Tonini del Vicenza al 30° e Cozza al 40° chiudono un primo tempo veramente scioccante. 5-1 per il Vicenza. Un disastro. In campo e negli spalti ci sono volti increduli. Tutti sono totalmente senza parole. Sembra una disfatta, ma purtroppo l'incubo è appena iniziato per il Padova e nonostante Peyer siglerà al 49° il 5-2, tutti i presenti sono costretti a prepararsi ad un match che passerà alla storia. Cozza al 50°, Baggio al 60°, Casalini al 65°, Vallesella al 75°, eppure all'80°, 10-2. Dalle nostre fonti a disposizione si dice che il Padova questa partita la giocò in 9 uomini. Umiliazione storica per il calcio Padova. Deriso e sbeffeggiato da tutto e da tutti, dentro e fuori dal campo. Inoltre, la giornata non è ancora finita, perché piove sul bagnato. Dagli altri campi arriva un'altra terribile notizia.
Il Petrarca contro il Venezia non si presenta nemmeno e regala quindi ai neroverdi il 2-0 a tavolino. Il Venezia, dopo questo risultato, scavalca il Padova al terzo posto. Per i lagunari questa posizione significherebbe raggiungere le finali nazionali e soprattutto la salvezza. Per il Padova, invece, il quarto posto significherebbe retrocessione e, come se non bastasse, le notizie pessime di giornata non erano ancora finite. L'Udine incredibilmente vince a sorpresa contro l'Hellas ed accorcia in classifica sul Padova. Una settimana terribile, una delle peggiori della storia del calcio Padova. Un incubo, un disastro. Questa settimana doveva passare più in fretta possibile e 7 giorni dopo bisognava assolutamente dimenticare questa terribile umiliazione. Ci si doveva rialzare immediatamente, ma l'Hellas, che si giocava il primo posto contro il Vicenza, non avrebbe regalato niente ai biancoscudati. Purtroppo per il Padova, anche questa trasferta in terra scaligera si chiuderà con una disfatta. Hellas 7, Padova 2. Purtroppo per il Padova, questa ennesima figuraccia non farà bene alla classifica, con i biancoscudati che nelle ultime 2 partite hanno subito 17 gol. La situazione nello spogliatoio e all'interno della società inizia ad essere piuttosto calda. I risultati non sono per niente positivi. Dagli altri campi il Petrarca ne prende 7 dal Vicenza. Venezia-Udine invece terminerà con un pareggio, 3-3, e l'Udine si avvicina sempre di più in classifica al Padova. Dopo aver subito 2 pesanti sconfitte consecutive, ora l'8ª giornata del 22 novembre poteva essere davvero importante per le sorti del campionato del calcio Padova. Al Giovan Battista Belzoni è atteso l'Udine, che in caso di vittoria sorpasserebbe proprio i padavini, e a Venezia invece arriverà il Vicenza. Potrebbe essere un turno favorevole al Padova e decisivo per il terzo posto finale. Il Padova entra con l'atteggiamento giusto. Milocco al 20° porta in vantaggio i biancoscudati, che poi raddoppiano con Turra. Il solito Daldan dei bianconeri dimezza lo svantaggio e le squadre chiudono la prima frazione sul 2-1 in favore dei padovani. Il Padova, nel secondo tempo, si dimostra ancora superiore all'Udine. Peyer prima e Dappiani poi chiudono il match in favore dei biancoscudati. 4-1. Vittoria fondamentale. Nel frattempo, l'Hellas soffre più del previsto, ma batte il Petrarca 4-3. Inaspettatamente, però, non giungono buone notizie da Venezia. I lagunari, infatti, battono incredibilmente i favoriti del Vicenza per 3-1. La classifica dopo 8 giornate, quindi, è la seguente: Vicenza 14 punti, Hellas 12, terzo il Venezia con 9, Padova quarto a 7 punti, Udine 4 e chiude il Petrarca con solamente 2 punti. L'effetto di questi risultati è che Padova-Venezia, prevista per la 9ª e penultima giornata, diventa lo scontro decisivo, sia per il Padova che per il Venezia. È il momento dello scontro cruciale. 29 novembre 1914. Le città di Padova e Venezia si svegliano consapevoli dell'importanza della partita. Ci si gioca la permanenza in massima serie. Ci si giocano le finali nazionali. Tutto in una volta. Tutto in 90 minuti. Al Giovan Battista Belzoni c'è il tutto esaurito. Non c'è più un singolo posto disponibile sugli spalti.
La tensione sale, i minuti passano ed è giunto finalmente il momento decisivo. L'arbitro fischia, la partita può iniziare. I neroverdi iniziano meglio dei patavini e passano subito avanti dopo 5 minuti, con Vecchina. Ironia della sorte, al 16° Padovan segna contro il Padova e trascina i lagunari alla vittoria, 2-0. I biancoscudati sono in crisi e sono già sotto dopo 16 minuti di 2 reti. In campo però c'è qualcuno che non ci sta, c'è qualcuno che non si arrende. Silvio Appiani, che scuote la squadra e i propri compagni. Il bomber padovano al 20° realizza il 2-1 e riapre la partita. Il match è bellissimo e dopo un primo tempo molto combattuto, la prima frazione termina 2-1 per i neroverdi del Venezia. Così non sei ancora finita. Appiani, negli spogliatoi, scuote la squadra, scuote i compagni. Lui non ci sta, incarna il vero spirito del bianco scudo e al 50° l'arbitro vede un fallo nell'area di rigore del Venezia. Rigore per il Padova. Batterà proprio lui, Silvio Appiani. La rincorsa è rete. 2-2. Silvio Appiani riacciuffa la partita. La gara ha tutta l'aria di essere una finale. È bellissima. Eppure il veneziano Vecchina trascina i suoi compagni. E al 70° riporta in vantaggio il Venezia. Mancano 20 minuti e siamo 3-2 per i lagunari. Il Padova sa benissimo che perdendo questa partita non avrebbe più speranze per riacciuffare il terzo posto. E così Peyer, 5 minuti più tardi, sigla il pareggio, 3-3. Il Giovan Battista Belzoni esplode di gioia e crede ancora nella vittoria. Mancano solo 10 minuti, siamo all'80°. Il Padova perde palla a metà campo e il Venezia riparte. La palla giunge a Vecchina in area. Potrebbe essere il gol decisivo. Sbaglierà? Purtroppo non sbaglierà. Il Venezia sigla il 4-3 e sfruttando il momento negativo degli avversari, 2 minuti più tardi, con Migliorini chiuderà definitivamente il discorso, siglando il 5-3 finale. L'arbitro fischia la fine dello scontro e il Venezia festeggia assieme ai suoi tifosi. È matematicamente terzo. Per il Padova invece si prospettano tempi duri, durissimi. Quarto posto significa retrocessione. Nel frattempo l'Udine batte il Petrarca per 2-0 e l'Hellas batte il Vicenza per 1-0. Nella 10ª e ultima giornata, il 6 dicembre del 1914, in un derby che ha un sapore più di amichevole che di gara di campionato, il Petrarca batte il Padova per 3-2, con doppietta di Romaro ed il gol di Azzalin. Questa partita passerà alla storia soprattutto per un altro motivo. Appiani, infatti, non lo sa, ma in questa occasione siglerà l'ultimo gol ufficiale con la maglia del Padova, prima della sua morte, che avverrà in battaglia solamente pochi mesi più tardi. Ecco gli ultimi risultati dell'ultima giornata di campionato. Vicenza-Udine 5-1, Hellas-Venezia 1-1. Ed ecco a voi la classifica finale del girone veneto di prima categoria 1914-1915. Vicenza 16 punti, Hellas secondo a 15, Venezia 12. Tutte e tre qualificate alla fase finale. Padova 7 punti, Udine 6 e Petrarca 4. Per queste ultime tre era prevista la retrocessione. Fresco di quarto posto finale che avrebbe sancito la retrocessione, il Calcio Padova si trovò costretto a riprogrammare nuovamente il proprio futuro
E proprio mentre il campionato volgeva le battute finali, arriva la terribile notizia in quello storico 23 maggio del 1915. L'Italia cessa la propria neutralità ed entra in guerra a fianco di Francia e Inghilterra. L'incubo ora è realtà. Il calcio italiano, quindi, è costretto a fermarsi prima della fine del campionato, che verrà assegnato al Genoa dalla FIGC solo al termine del conflitto nel 1921, poiché era la società che guidava il girone settentrionale della prima categoria 1914-1915. Diversi giocatori furono costretti a combattere al fronte, Appiani compreso, che morirà solamente pochi mesi più tardi. Il Calcio Padova e la città di Padova sono in lutto. Per l'intera nazione si prospetta un periodo durissimo ed il calcio, a parte qualche torneo non ufficiale che fu organizzato durante il periodo bellico, fu costretto a fermarsi. Iniziava così un periodo buio e nessuno sapeva quello che sarebbe successo. Ma questa è un'altra stagione, un'altra storia, che vi racconteremo nel prossimo video. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo documentario, condividi, metti un like ed iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!